Cari amici, buona giornata a tutti dalla redazione di Media News. Siamo all'approfondimento quotidiano. In primo piano quest'oggi l'omicidio di Ilaria Alpi, a distanza di 25 anni ancora nessuna verità. Bene ha fatto Andrea Purgatori a ricordarla nei giorni scorsi con una puntata speciale di Atlantide, il buio che circonda ancora l'assassinio di Ilaria Alpi. Ricordiamo la vicenda. Il 20 marzo 1994 l'inviata del TG3, la giornalista Ilaria Alpi, e il suo operatore Miran Hrovatin vengono uccisi a Mogadiscio, in Somalia. 7 uomini armati bloccano la loro jeep all'uscita dell'hotel Amana. Allontanata la scorta, gli assassini fanno fuoco deliberatamente a sangue freddo. Ilaria e Miran stavano seguendo le operazioni di reimbarco dei Marines americani, ma parallelamente giravano anche un reportage. Forse attraverso le interviste e le testimonianze raccolte avevano scoperto un ingente traffico illegale di armi e rifiuti tossici in atto in Somalia, con il concorso di organizzazioni italiane e la copertura della missione umanitaria internazionale. Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore Miran Hrovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian. E così ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. Buonasera. 20 marzo 1994. La giornalista della RAI Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin, inviati a seguire gli sviluppi della guerra in Somalia, sono uccisi in un agguato a Mogadiscio. Ilaria e Miran stavano seguendo le operazioni di reimbarco dei Marines americani, ma parallelamente giravano un reportage sull'emergenza umanitaria che sta devastando il paese. Forse, attraverso le interviste e le testimonianze che raccolgono, Ilaria e Miran hanno scoperto un ingente traffico illegale di armi e rifiuti tossici in atto in Somalia, con il concorso di organizzazioni italiane e la copertura della missione umanitaria internazionale. Per il loro omicidio verrà condannato nel 2001 il somalo Hashi Omar Hassan, ma le circostanze e soprattutto i motivi che hanno portato alla morte della giornalista e del suo operatore sono ancora poco chiari. Come sottolineato da più parti, la vicenda si gioca tutta intorno ad un quesito. Ilaria e Miran sono stati uccisi perché avevano visto qualcosa che non dovevano vedere, oppure è stata un'esecuzione che li ha visti vittime casuali solo perché italiani? A scorgere l'iter processuale della vicenda si resta letteralmente allibiti. Non sono bastati infatti 25 anni di indagini a stabilire una verità giudiziaria. C'è stata una sola condanna, quella di Hashi Omar Hassan, poi assolto. Ricordiamo che al ritorno delle salme in Italia, stranamente, non viene disposta nessuna autopsia sul corpo di Ilaria, ma solo un esame medico esterno. Poi spariscono alcune delle cassette girate da Hrovatin e i 5 taccuini con gli appunti della giornalista. I genitori di Ilaria hanno combattuto fino alla fine, fino alla morte, per scoprire la verità su questa vicenda italiana dai lati davvero oscuri, dovendo affrontare non solo chi aveva organizzato l'omicidio della figlia, ma anche chi l'aveva coperto in tutti questi anni. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Con l'approfondimento giornaliero è tutto da Renato Scano e dalla redazione di Media Web e TV Europe, nel semplice e doveroso ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. La più cordiale buona giornata.